succedere che ci sia un incontro tra le persone che vivono in questi posti, i locali e i visitatori, in modo che non solo l'interesse sia sulle bestie selvatiche, ma anche su problemi del luogo, sulla cultura del luogo, incontrando le persone. Now the building took place through getting unskilled labor that were unemployed and training them how to build. Questo edificio è stato costruito con persone che non erano preparate, non erano specializzate, sono state specializzate e sono state rese capaci di costruire. You have to create jobs. And the other thing is the aardvark, which is an ant-eating animal that comes out at night. It is their totem, symbolic totem. Questo animale che mangia le formiche, un formichiere che viene fuori solo di notte, formichiere credo che sia, è un animale simbolico, è un totem. And we designed some light fittings which were modeled on the ears of the aardvark, so it could listen to all the talk in the hall. Allora, queste lampade sono state progettate sulla forma dell'orecchio di questo formichiere, con una metafora che ascolta tutto quello che si dice in questo luogo. Ma se vuoi repeat what is called MoMA? What is it? No, it's a covered space for performances of plays. For theater? Because through theatre you can act out very complex problems that the youth have. But our big problem was we trained people to act, but in 6 months they were all dead from AIDS. Questo è uno spazio di performance teatrale in realtà, perché è attraverso il teatro che si riesce a comunicare di più gli eventi drammatici, anche soprattutto quelli dell'AIDS. Molte di queste persone, dopo 5 mesi che hanno manifestato in questo teatro, succede che muoiono. This was a hotel that would receive overseas guests, but you went into a partnership with the community, made them 51% partners, so that the community could get benefit from the money. And the idea is that the support structure becomes like a tree. Questo albergo, che è per stranieri, è posseduto per il 55% dalla comunità locale, in modo tale che ottenga benefici dalla gestione. L'idea di sostegno strutturale è tanti alberi. And then the courtyard and how you enter. Obviously people paying a lot of dollars to come here, they come for seduction. So you must make it nice. Allora quelli che vengono, che pagano un sacco di dollari, vengono per essere sedotti dal luogo, quindi deve essere assolutamente bello. You must be able to stand naked and look at elephants and all that stuff that inspires you to be. Devi poter stare in piedi nudo a guardare gli elefanti. E tutte quelle cose lì. And this is another project where it's like a hotel in a village because people want to wake up and hear the chickens. Questo invece è un albergo in un villaggio perché certe persone amano svegliarsi e sentire le galline. And you do a museum which tells the story of the culture. Un museo, ovviamente sta succede in maniera un po' scherzosa queste cose, che racconta la storia della cultura del luogo. And the building has a label. Yes. Ha un bellico, l'edificio ha un bellico. Then this is a project where poor squatters were moved out of the city, and the Norwegian children gave money to get 3 shipping containers and to make a children's place where they can play, they can have school. And a lot of the lessons I've learned from space making are implicit in this project. Questo progetto, che è fatto di container stati dai norvegesi, sono accolti degli sfollati dalle città e sono state applicate le idee sullo spazio esterno e interno. Then this is housing in Alexander Township. The idea that you build a 6 by 6 meter house, and when it grows, it can grow a bedroom. So you have an arrival courtyard, you have an inner courtyard, you have a service courtyard. Questo è un sistema di case popolari, è un sistema di case popolari ad Alexandra, nella periferia di Johannesburg, e dove è permesso l'accrescimento della casa. Si parte da un'unità di 6 metri per 6 e poi se c'è il figlio che viene o
amici, parenti, si costruisce un altro modulo che si compongono dai cortili esterni e interni. These are really poor people, so they only have like 5,000 euros to own a house. Sono molto poveri, hanno solo circa 5.000 euro per poter permettersi. By making a double story where it falls down, you can end up getting 6 square meters. It's a duplex, but you get, it's a semi. You get 6 square meters, then upstairs you get another 6 square meters, so you can have a double story house. Lavorando sulla pendenza del tetto e sulla possibilità di fare un secondo piano si ottengono fino a due quadrati di 6 per 6 metri. No, di 6 metri quadri, scusate. And the 6 square meters. So it's 2 by 2, 3 times. 6 by 6. 6 by 6. But it's subsidized by the government. And what you were trying to do is for the money give people the biggest space possible with no finishes. Per i soldi che le persone hanno a disposizione si cerca di dare più spazio possibile senza mobili, senza finiture. We then took a trip to Namibia. Now you have not lived until you've been to Namibia. Poi è andato in Namibia. Chiaramente voi non avete vissuto se non siete stati in Namibia. Because the oldest desert in the world reduces you to a molecule of sand. Il più vecchio deserto nel mondo che vi riduce ad una molecola di sabbia. This is Peter Stutchbury he's a very good architect in Australia. You should look at his work. Quello è Peter Stutchbury, che è un giovane bravo architetto australiano. Sì, è stato pubblicato su Domus qualche mese fa. And when we crossed into Namibia on this trip with Wendell Burnett from the Sonoran Desert in Tucson, we found this retired couple from Johannesburg who had built a place to stay out of reeds. That's the Orange River. Yeah. That's Yeah. questo qui sono andati e hanno scoperto questa coppia di persone che si erano costruiti una casa lungo questo fiume, l'Orange River, che è il confine sud della Namibia. They planted green lawns because it's the last time you will see green. You will go into a landscape that has no green. Siccome arrivi solo lungo il fiume e puoi far crescere dell'erba, non ho piantato questi tratti. And there were 4 of us who were drawing and 2 Americans who were taking photographs. 4 disegnavano, 2 americani facevano le foto. And this here is meant to stop you from parking, so I think it's quite a nice artwork. Sono dei dissuasori di transito, che in realtà sono molto belli da vedere come opera d'arte. Sono dei pezzi di cemento insabbiati. And you go into this landscape where the winds of 120 miles an hour. In questo paesaggio il vento soffia a 120 miglia all'ora. And where you walk here, you have diamonds on the soles of your shoes. E poi quando cammini su questa sabbia si raccolgono i diamanti nelle suole delle scarpe. You have to get an X-ray when you go out, so they see you haven't swallowed. Quando esci ti fanno gli raggi X per vedere che non hai mangiato qualche diamante. And then you meet these German cities where the sand dunes have taken over the city. Queste sono delle città abbandonate minierarie tedesche che sono state fagocitate dal deserto, dalle dune mobili. And the highest dunes in the world. Sono le dune più alte del mondo. And these are drawings of grottos. Sì, grotte. Shadows and grotto without shadows to show you and all of this influenced my next project. Allora queste grotte con le ombre senza ombre sono fortemente di influenza per il progetto successivo. And a very beautiful design.